Amici di Calcio Napoli 24, buongiorno, buona domenica qui da Belek, Antalya, alle mie spalle il Regnum Care Resort, dove il Napoli ha iniziato il suo terzo giorno di lavoro. È un terzo giorno di lavoro che si è aperto ovviamente con il classico torello, ovviamente per attivazione, palleggi, per attivazione muscolare, poi lavoro a metà campo con il pallone tra le mani per aumentare la reattività e il dinamismo in spazi stretti, perché il campo era delimitato dai cinessini, comunque non era utilizzato nella sua grandezza. Poi l'esercitazione a campo ridotto con le mini porte, come è avvenuto già nella giornata di ieri, e poi grande focus sui movimenti offensivi per sfruttare sia l'esterno offensivo sia il terzino, le sovrapposizioni che abbiamo imparato a vedere in questi primi mesi di Luciano Spalletti nella sua seconda stagione a Napoli. E Spalletti non ha lesinato richiami per aumentare l'intensità degli esercizi, per tenerla sempre al massimo, perché chiaramente non bisogna lasciare nulla al caso. Sì, ok, siamo in Turchia, siamo a un mese dal ritorno in campo per il campionato, ma l'attenzione non va assolutamente abbassata in nessun modo. Infatti Spalletti si è fatto sentire più volte per aumentare l'efficacia, in modo da mettere in ritmo poi nelle esercitazioni Victor Osimhen, Giovanni Simeone, chiaramente tutto il reparto offensivo. Poi ovviamente l'esercitazione si è spostata sulla partitella a metà campo, in cui le squadre si sono affrontate prima di concludere una sessione durata circa 90 minuti. Per ora è tutto qui da Antalya, da Belek, dal Regnum Care Resort, da Claudio Russo e Manuel Guardasole. Un ringraziamento a voi che ci state seguendo e ovviamente continuate sul nostro canale, iscrivetevi, azionate le notifiche dalla Turchia. A presto, al presto.